Confronto centrale dall'Arcoveggio, una categoria CD riservata ai gentleman, 6 al via Twilight Lux, Zenith del Ronco, Speciales, Trillo Park, Zeus Mark, Valdest. Favori netti per Speciales, Vincenzo Vitaliano in sediolo, numero 3 dello schieramento. Vediamo le fasi di lancio con Zenith del Ronco che conquista la testa, Speciales veloce al suo esterno ad anticipare Trillo Park. Speciales si porta su Zenith del Ronco a metà piegata, lo copre interamente, va a chiedere e a ottenere strada in 200 metri in 14,6. Gradualmente dunque Speciales si è avvantaggiato, mentre a largo è rimasto Trillo Park che va subito a ridosso di Zenith del Ronco, mentre Speciales completa il quarto iniziale nell'ordine del 29,3. Terza posizione lungo la corda per Twilight Lux, al largo c'è anche Valdest, chiude Zeus Mark. Completamento dei primi 600 di gara con Speciales in vantaggio, al suo esterno Trillo Park 44,8, intanto il passaggio ai 600 metri con 15,5 in curva. Lungo la corda in seconda posizione rimane Zenith del Ronco, coperto ora da Valdest, che lascia più indietro Twilight Lux e Zeus Mark. Intanto 59,8 per gli 800, ha preso in mano una volta al comando Vincenzo Vitaliano, che si appresta a completare i primi 1000 metri di gara in 1,15 esatto. All'esterno rimane Trillo Park, alla corda Zenith del Ronco, poi Twilight Lux e quindi Valdest, Zeus Mark. Poco più di 400 alla conclusione, Speciales sempre leader con 14,9 in curva, all'esterno Trillo Park, alla corda numero 5 Zeus Mark, la squalifica invece per Zeus Mark. Siamo al completamento della curva finale, ingresso in addirittura d'arrivo con Speciales che è in vantaggio. In seconda posizione lungo la corda Zenith del Ronco, mentre scatta al centropista Twilight Lux, finale con Speciales che deve essere richiesto per controllare Twilight Lux che finisce bene al largo, mentre al terzo posto dovrebbe essere ancora Zenith del Ronco, 1,14,9, 30,5 a chiudere. Speciales non brillantissimo nel finale, vince ancora comunque tranquillamente, controllando Twilight Lux che gli guadagna terreno comunque in retta. Andiamo a rivedere, guardiamo un'incolatura abbondante di vantaggio sul palo, ancora abbastanza tranquillo comunque Vincenzo Vitaliano con Speciales che dopo aver graduato per oltre 1 chilometro ha cercato lo stacco finale, ma è scattato bene Twilight Lux a centropista che ha conquistato un ottimo secondo posto precedendo Zenith del Ronco. 3-1-2 l'ordine d'arrivo ufficioso dall'Arcoveggio, la vittoria per Speciales Vincenzo Vitaliano con il triplo come allenatore per Andrea Vitaliano.